Luigi Darios è un pittore, frescante e decoratore nato a Ceneda, ora Vittorio Veneto, il 6 febbraio del 1843. La mostra a lui dedicata è ospitata nel restaurato Palazzo Todesco nel centro storico di Serravalle e fa parte del progetto culturale sul vasto tema del collezionismo promosso dal Comune di Vittorio Veneto e supportato dalla Regione del Veneto. L'esposizione riunisce per la prima volta un nucleo consistente di 25 dipinti posti a confronto con i riferimenti artistici più ammirati del tempo: Rotta, Querena, De Blas, Favretto, Ciardi, ricostruendo nel percorso anche le decorazioni e i cicli ad affresco in ville e chiese che lo hanno visto impegnato durante tutta la sua vita. È un artista poliedrico innanzitutto, lui parte da frescante e decoratore, approda alla pittura di cavalletto prima della pittura morale di Antonio Rotta e poi approda invece alla scuola del vero invece di Favretto, di Blas e di Ciardi. Tutta l'ultima produzione artistica di Luigi Darios c'è una ricerca continua della luce, dei giochi di luce, quindi abbandona i campi, le cale della città per arrivare a cogliere questi effetti di luce, quindi in luoghi più periferici, a contatto con la laguna, e in questo modo quindi sicuramente il suo modello non poteva essere che Ciardi. È per questo che nella mostra, in ogni sala, per ogni tematica, abbiamo inserito dei quadri suoi contemporanei come punto di riferimento, ma proprio per narrare il mondo di Luigi Darios e quindi l'ambiente, i rapporti con i suoi contemporanei nel momento in cui lui con loro condivide l'esperienza di esporre le opere prima alla società promotrice e poi all'Esposizione Nazionale di Milano nell'81 e a Venezia nell'87. Le Curiose per noi è l'opera che più lo rappresenta, dimostra un'abilità tecnica, una sensibilità pittorica diversa dalle altre opere. E per una scelta cromatica, quindi per uno studio della composizione che è abbastanza diversa da tutte le altre, questo palcoscenico dove poi far agire i personaggi, e in questo ricorda Eugenio De Blas. Dopo che è stato ripristinato Palazzo Todesco e portato ai suoi antichi splendori, dedicato interamente all'arte e alla cultura, dopo la grande mostra di Omero, che era un serravallese, adesso la mostra di un artista, diciamo, di Ceneda, che è Darios, nella continuità di queste grandi mostre, perché questo palazzo si presta a questo. Palazzo Todesco, ripeto, è una delle strutture comunali interamente restaurata e la sua funzione è quella di essere al servizio dell'arte. Come tutti i cittadini sanno, il palazzo è il risultato di un grande progetto e anche di un grande investimento. Mancava adesso, dopo la parte costruttiva, la parte edilizia, la parte decorativa, dare un'anima e dare un significato a questo palazzo straordinario all'interno della città e nel nostro territorio regionale. E perché no? Possibilmente dargli anche un volo che vada al di là di questi ristretti confini. E direi che è partito con il piede giusto. Darios è un pittore un po' di grande fortuna nei suoi tempi, nasce nel 1843. La fortuna artistica di Darios si sviluppa naturalmente in un territorio molto più ampio di quello nostrano e si dispiega massivamente a Venezia e altrove. Qui la borghesia si fa committente, e in questo caso fa la sua committenza Darios, su tematiche di carattere diverso, tematiche essenzialmente popolari. Come vediamo, è un'idea platonica del popolo, in realtà, quella che la borghesia vuole dare a se stessa. Un'idea, se vogliamo, un po' oleografica, appunto pittorica, un popolo
così colorato, delle scene di carattere familiare, delle cose che in fondo a noi hanno ancora, se vogliamo, per noi contemporanei così scafati, un po' anche un sapore in qualche modo di infantilismo. Ma tutto questo non toglie il fascino che sta dietro le tele di questo stupendo pittore. L'impegno dell'amministrazione comunale è quello di rendere agibile e fruibile questo straordinario palazzo. È chiaro che assieme a tante persone di buona volontà e a tanto volontariato che viene mosso nel mondo dell'arte, riusciamo a mettere insieme delle opere straordinarie per fare delle grandi mostre con dei costi estremamente contenuti. Del suo carattere sobrio, gentile e pieno di sentimento, le sue tele erano specchio. Alieno dalle esagerazioni, ricercava quel bello che sopravvive alle correnti della moda e seppe ai suoi dipinti e ai suoi acquarelli dare una vera espressione di vita ed una rara robustezza di colorito.